1 Giovanni, capitolo 5. Credere a Cristo. Ognuno che crede che Gesù è o Cristo è diventato figlio di Dio. Chi va bene o Padre va bene pure a tutti i figli suoi. E proprio per questo, se noi vogliamo bene a Dio e mettiamo in pratica i comandamenti suoi, vogliamo bene pure a tutti i figli di Dio. Vuole bene a Dio, vuol dire mettere in pratica i comandamenti suoi. E i comandamenti suoi non sono pesanti per noi, perché chi è diventato figlio di Dio può vincere il mondo, è proprio la fede nostra quella che ci fa vincere il mondo. Solo chi crede che Gesù è il figlio di Dio è capace di vincere il mondo. Il figlio di Dio è quello Gesù che è stato battezzato dentro all'acqua e ha dato il sangue suo in coppa croce. Non è passato solo per dentro all'acqua, ma pure per dentro il sangue. E lo Spirito è quello che attesta tutto questo, e che lo Spirito è la verità. Anzi, tre cose danno attestazione a Cristo: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E tutte e tre cose dicono la stessa cosa. Se noi siamo capaci di accettare l'attestazione dell'uomo, Dio, un'attestante assai più grossa, e egli sarà l'attestazione sua in quello figlio suo. Chi crede rindo figlio di Dio tiene questa attestazione rinda a esso stesso. Chi invece non crede rinda a Dio, o fa passare per bugiardo, perché non crede che è l'attestazione che Dio ha dato figlio suo. E l'attestazione è questa: Dio ha dato a noi la vita eterna, e ce l'ha dato per mezzo del figlio suo Gesù. Chi è unito al figlio tiene la vita eterna. Chi non è unito al figlio e Dio non tiene manca la vita. Voi credete in figlio e Dio, e proprio perché ha voluto scrivere a voi tutte queste cose, perché avete a sapere che tenete in voi la vita eterna. La preghiera per i peccatori. Noi già avuto innanzi a Dio chi ne fiducia, perché esso ci sta sempre a sentire, e in genere tutto quello che noi la domandiamo in la preghiera. Se la domandiamo secondo il volere suo. Sapendo perché che Dio sente sempre tutte le preghiere nostre, noi siamo sicuri di avere già tutte quelle che noi abbiamo domandato a esso. Se uno vede un fratello suo che fa un peccato, che non porta in da morte, priasse per questo e diede la vita a chi lo fratello suo. Questo vale solo per tutti i peccati che non portano in da morte. Perché esiste pure una sorta di peccati che portano in da morte, e per tutti questi peccati, i non vi mettete a pregare per loro. Tutto quello che facciamo contro il volere di Dio è peccato, ma non ogni peccato porta in da morte. A conclusione, noi sappiamo che ognuno che è nato a Dio non cambia in tuo peccato, perché il figlio di Dio guarda e il diavolo non la potrà fare nessuna cosa malamente. Noi sappiamo appartenere a Dio, sappiamo pure che tutto il mondo attorno a noi si trova sotto il potere del diavolo. Noi sappiamo che il figlio di Dio è venuto e ci ha fatto imparare a conoscere il Dio vero. Noi siamo uniti a esso e a Gesù Cristo, che è il figlio suo, e Cristo è Dio vero, e essa è la vita eterna. Figliolini miei, guardatevi buono a tutte le idee favole e bugiarde.